Una proposta ci arriva dal professore Paolo Cilona relativamente alla gestione del Parco della Dolorata. Sentiamola. Bene, il Parco della Dolorata è nato dopo la frana di Agrigento. Le opere sono state realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Lì è stato realizzato pure un bellissimo teatro di pietra per 3.000 spettatori. Bene, da più di 40 anni quel parco è in degrado assoluto, abbandonato. E allora la proposta che io mi permetto di fare all'amministrazione comunale di Agrigento è di darlo in comodato d'uso all'assessorato regionale ai beni culturali, con l'impegno di trasferire l'intero parco della Dolorata al parco archeologico e paesaggistico di Agrigento. E così i due parchi si uniscono e diventa un unicum, anche perché sull'area del Parco della Dolorata insistono le tombe della necropoli Pezzino. Quindi noi faremmo un grandissimo servizio alla città, specie che ci troviamo alla vigilia della città capitale della cultura. Una proposta a sentirla ovvia, semplice, ma che ad Agrigento, diciamo, non viene presa molto in considerazione. Come mai? Non viene presa in considerazione perché i disegni sono diversi, per cui qualcuno pensa di poter disporre di quell'area in modo diverso. Io ritengo invece che la cosa più importante è assegnare il Parco della Dolorata al Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento, perché diventi un unicum e si possa benissimo avere una risposta a quelle che sono le esigenze della promozione e della valorizzazione del Parco della Dolorata. Sul modello di come si è fatto per le fabbriche chiaramontane di via San Francesco, insomma. Penso che qualsiasi soluzione sia la migliore dell'attuale situazione. Penso che l'assessorato ai beni culturali, da me intervistato, come l'assessore che è venuto qui, ha detto: sono ben lieto di poter fare questa operazione nell'interesse della città dei tempi. Quindi non ci sono presupposti o problemi di diversa natura, c'è soltanto la disponibilità di darlo in comodato d'uso all'assessorato e finisce così questo abbandono di un parco che è tra i più belli della nostra città.